Sì, posso confermare, da dicembre 2022, fra l'altro io penso che già a settembre sarà completata l'opera, poi ci saranno le autorizzazioni, noi partiremo tranquillamente dall'A27, se siamo all'interno dell'A27, e arriveremo direttamente a Montecchio e senza mai uscire su strade normali. Questa è veramente la realizzazione di un grande progetto. Sì, questo è uno studio ufficiale, lo ha fatto aumentare di 1,7 punti sui 180 miliardi di PIL del Veneto durante i cantieri, e a regime, quando sarà aperta tutta, avrà 1,5 punti di PIL, vuol dire sui 2,5 miliardi, 2,7 miliardi all'anno di flussi economici a vantaggio del territorio, quindi questo sarà un aumento di PIL. Ma è sempre la solita, è ragionevole pensare a questo, a riduzioni e agevolazioni o abbonamenti, però noi dobbiamo completarla prima l'opera perché non abbiamo neanche un'idea dei flussi di traffico, sono flussi ipotizzati da 27.000 veicoli al giorno, oggi con un'opera monca senza questa apertura siamo sui 16-17.000 veicoli. Abbiamo ragioni di pensare che sarà un'opera trafficata, però quando avremo i numeri riusciremo a fare anche questo. Poi se vi interessa un dato, ad esempio il Treviso Nord, questo tratto fino a Montebelluna costerà 2,5 euro, però ricordiamoci anche che le tratte i tempi di percorrenza saranno di 2/3 ridotti, cioè vuol dire che un Treviso-Bassano sarà di 20-25 minuti, vuol dire che un Treviso-Montebelluna è dato cartografato a 8 minuti, il che vuol dire che consumeremo di meno gasolio e combustibile, perderemo meno tempo e saremo più sicuri. Sì, diciamo che ogni volta che abbiamo inaugurato una tratta della Pedemontana veramente è stata una grande festa, anche perché ricordo nel 2015 e nel 2016 si parlava di un cantiere che rischiava di rimanere aperto, di rimanere incompleto, abbiamo faticato, ci abbiamo messo tanto impegno per farlo ripartire, e oggi essere qui ad inaugurare un pezzo di strada che alla fine siamo arrivati agli ultimi sgoccioli, perché entro la fine dell'anno verrà fatto questo pezzo di collegamento che manca da Spresiano a Treviso Nord, e la galleria di Malo dovrebbe essere completata. Mancherà solo il collegamento alla 4 a Montecchio con la realizzazione del nuovo casello, che non dipende da SIS ma nel piano economico finanziario della Brescia-Padova. Una rivoluzione per questo territorio che, ricordo, è il più industrializzato del Veneto. Dal punto di vista invece dei tempi, che risparmio ci sarà per l'automobilista? Ma guardi, si parla di risparmi importanti e è ovvio che chi dà un valore al tempo molto alto, c'è la polemica dei pedaggi e questo non lo nascondiamo, però uno spesso e volentieri fa la valutazione se si può alla fine da Bassano a Treviso risparmiare, anche arrivare a risparmiare anche mezz'ora d'andata e mezz'ora di ritorno al giorno, se non si usa la viabilità normale, le provinciali e regionali piuttosto che le statali, vuol dire veramente cambiare la vita, soprattutto in quella che è la produttività delle nostre aziende e del nostro territorio. Orgogliosamente inaugurato altri 14 km nella speranza di vedere il completamento dell'opera entro l'anno prossimo. Questo significa sostanzialmente che il buon lavoro di Regione del Veneto e dell'azienda costruttrice ha risolto una criticità che purtroppo allungava il brodo da oramai decine di anni. Complimenti a chi ha fatto questi ultimi lavori e insomma sono ben orgoglioso di poter essere presente alla seconda inaugurazione in un anno, perché questi tratti un po' alla volta stanno appunto portando al risultato finale. Oggi un altro passo in avanti importante che consentirà alle persone, alle merci e ai servizi di muoversi più velocemente, farlo in sicurezza, farlo con un ambiente che godrà di una maggiore sostenibilità. Quindi bene, sempre avanti, concreti, bisogna essere sul pezzo. La provincia di Treviso con questa ulteriore inaugurazione va avanti e verso quella direzione che vuole la provincia di Treviso, essere tra i primi in Italia. Sindaco, per tanti questa doveva essere un'opera incompiuta totalmente. Oggi siamo qua, invece Montebelluna e Spresiano sono più vicine. Fosse per me organizzerei le corriere per mettere dentro questi tanti e fargliela vedere. Quindi sì, finalmente siamo arrivati quasi al completamento dell'opera, però diciamo che adesso si può percorrere e ci si può anche rendere conto di quali saranno gli effetti benefici, ecco, di questa infrastruttura. Il Presidente Zaia ha detto che entro la fine dell'anno ci sarà il raccordo nella A27, ecco, sarà molto importante questo, poi mancherà lo spazio di Molo e poi siamo a posto.
Direi proprio di sì. Con il raccordo con la 27 sicuramente noi avremo una continuità, al netto che comunque l'ho fatta ieri sera io la 27 di rientro da Mestre, e devo dire che anche senza il raccordo, senza uscire dall'autostrada, si ha comunque una velocità di ingresso in Pedemontana che è davvero spaventoso, quindi di fatto anche adesso ci si può arrivare tranquillamente. È chiaro che si deve uscire da un casello, entrare in un altro e fare un paio di rotonde, però il lavoro fatto da Villorba con via Liviana Scattolon è stato un lavoro assolutamente di livello e permette anche adesso, senza questo famoso tratto, diciamo, di unione, di arrivare tranquillamente in Pedemontana. Ecco. Sì, da oggi Spresiano e Montebelluna sono più vicine, ma Spresiano è anche più vicina a Bassano, perché questa opera io la ritengo fondamentale, considerata anche la caratteristica di Montebelluna, che è sempre stata quella di essere tagliata fuori dalle grandi arterie viarie. In questo modo possiamo raggiungere Spresiano molto più velocemente, ma ricordo anche la prima tratta Montebelluna-Bassano, in cui si ricopre la percorrenza in tipo 17 minuti, mentre una volta erano quasi 50. Credo che questo sia il futuro e quindi benvenuta Superstrada Pedemontana. Con i sindaci di Trevignano e Giavera, vice sindaco di Povegliano, da oggi Spresiano e Montebelluna sono più vicini a un'infrastruttura importante per la regione Veneto. Sì, è un'altra tappa importante, però noi aspettiamo il collegamento con l'A27 e solo allora questa strada potrà esprimere nella pienezza la sua importanza e il suo volano per tutto il territorio. Sì, certamente, anche perché questa strada la stavamo aspettando da tantissimi anni ed è arrivata forse anche in un momento tardivo rispetto a quello che era la previsione, ma però l'importante è che sia arrivata ed questa è già stata una buona e ottima soluzione per tutto il territorio. Comunque sono d'accordo che per avere proprio l'ottimale di questa strada bisogna attendere il collegamento con la 27. Dopodiché vedremo anche dei miglioramenti anche e soprattutto sulla frequentazione, ecco, sono convinto di sì, perché dopo il collegamento tra est-ovest diventa veloce. Ecco. Quindi siamo qua per questa inaugurazione, è già un bel risultato e quindi adesso i territori sicuramente ne avranno dei benefici, ecco, questo sì. Sì, sicuramente questo è un altro grande passo avanti, manca pochissimo ormai. I benefici di questa nuova viabilità li vedremo nel momento che avremo il collegamento comunque con A27 e con A4 sull'altro lato, però già oggi diciamo che possiamo avere una tratta, perché in realtà dall'A27 il casello è qui vicino e quindi uscendo dall'1 si riesce a entrare al casello qua di Spresiano e quindi percorrerla pressoché tutta, perché poi anche sull'altro lato abbiamo in ogni caso Valdastico che ci permette di arrivare al collegamento, però ribadisco i veri vantaggi li vedremo nel momento che avremo il collegamento totale. Il comune di Povegliano è attraversato da est ad ovest completamente la superstrada Pedemontana Veneta. Inizialmente, quando si è visto il progetto, si è creato un po' il panico e il timore che quest'opera potesse essere invasiva. È un'opportunità. Quindi oggi che la Pedemontana arriva anche al nostro comune, al comune di Villorba e Spresiano, questa opportunità speriamo che porti benessere e porti sviluppo ai nostri paesi.